Sì, purtroppo abbiamo avuto questa triste conferma di quanto noi avevamo sostenuto, che il Click Day, per come è stato pensato, avrebbe portato a questa soluzione e a questa situazione. Siamo amareggiati perché abbiamo impegnato risorse, chiesto a persone di collaborare con noi e purtroppo tutta questa preparazione è andata nel vuoto. Click Day giorno 2. Sì, perché dopo il blocco della prima giornata, oggi si riparte. Il sistema funziona, è troppo presto però per fare delle stime. Resta il fatto che, per come è stato strutturato, il bonus terme scontenterà parecchi, sia ospiti che albergatori. Per come è stato pensato il meccanismo che è stato realizzato, sicuramente andrà incontro più a strutture di grandi dimensioni e che possono accettare l'accesso di molte persone, mentre non verranno premiate quelle in maniera opportuna e appropriata tutte quelle terme di piccola dimensione che effettivamente sono diffuse su tutto il territorio, non solo qui nel Veneto, che sono abbastanza concentrate ad Abano e Montegrotto, ma anche in tutta Italia, dove la loro dimensione non permetterà certamente di mettere in campo un numero elevato di operatori per inserire i nominativi delle persone che in questi giorni si sono accreditati. In Veneto sono circa 70 le strutture accreditate e nel solo comparto euganeo una sessantina. Terme euganee che sono tornate nell'occhio del ciclone Covid, con i focolai che sono emersi nelle scorse settimane. Dopo un primo periodo di disdette, i clienti però sono tornati a prenotare. Il Green Pass per gli albergatori è fondamentale. Noi siamo più che favorevoli e stiamo registrando un grosso favore da parte degli ospiti di lingua tedesca che ci guardano con entusiasmo per il fatto che noi siamo arrivati all'86% delle vaccinazioni delle persone, mentre loro sono fermi a poco più del 60%, costringendo i loro paesi ad adottare delle misure restrittive che stanno penalizzando la vita quotidiana.